assim, foi ser como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, Não mais deixaremos de amar. Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati direttamente dagli studi di Vittorio Veneto per una puntata speciale, una puntata conclusiva dedicata alla Giornata Mondiale della Gioventù, la GMG di Lisbona, che si è conclusa qualche giorno fa e che noi vi abbiamo raccontato minuto per minuto in diretta. Ci sembrava giusto però così tirare un po' le somme di questa esperienza e abbiamo pensato che a appunto darci testimonianza diretta dovessero essere i partecipanti, i giovani, i ragazzi che hanno preso parte a questa avventura che difficilmente dimenticheranno. Per far questo abbiamo molti ospiti, abbiamo molti collegamenti in questa serata del 9 agosto e do subito intanto il benvenuto qui in studio con me, dopo che appunto l'abbiamo visto in tante foto e l'abbiamo anche sentito dalla viva voce direttamente da Lisbona. Abbiamo il piacere di avere qui Don Lorenzo Barbieri. Ciao Don Lorenzo. Ciao Federico, ciao. Allora, faccia fresca e riposata perché l'autobus, la corriera è arrivata in territorio diocesano a che ora oggi? Siamo arrivati questa notte alle ore 4:15, dopo un lungo viaggio di più o meno 20 ore, anche con qualche piccolo imprevisto che ha reso tutto più avventuroso, diciamo così. Ecco, molto bene. Quindi perdonate insomma se ci sarà qualche sbavatura, ma credo che ci sia un filino di stanchezza ancora da smaltire. Appena, solo un po'. Ecco. Ma soprattutto io adesso vado ad aprire il collegamento con la nostra Sara. Sara, ci senti? Ciao a tutti, buonasera, vi sento benissimo. Hola. Allora, finalmente dopo così collegamenti funestati, il vento, qualsiasi cosa, le connessioni che cadevano, finalmente ti vediamo perfettamente, ti sentiamo, ma soprattutto credo che tu sia in buona compagnia, giusto? Sì, ho come tanti ragazzi che sono venuti alla GMG, misti tra Aereo 1, Aereo 2 e Corriera, quindi c'è qualcuno arrivato anche lui stamattina alle 4, però è qui con noi oggi per raccontare appunto come ha vissuto questa esperienza. Eccoli qua, li vediamo adesso. Ecco. Si sta aprendo l'inquadratura, guardate quanti sono, quindi alcuni di loro hanno sfidato appunto l'ora tarda, ecco, e però nonostante questo insomma siete qui per dare la vostra testimonianza, ecco. Allora, oltre a Sara che è stata la nostra così cronista ufficiale, avevamo anche un altro cronista d'eccezione, il buon Gioele. Ciao Gioele. Buonasera a tutti, buonasera. E dove sei tu? Sei collegato ancora da Lisbona oppure... No, io fortunatamente sono arrivato a casa e ora sono in collegamento da Jesolo. Ah, ecco. Allora hai già iniziato qualche momento, qualche istante, insomma, di relax dopo le fatiche e le gioie della GMG, giusto? Assolutamente sì, penso sia doveroso, ecco, recuperare un po' le energie. Certamente, allora ripartiamo da Sara e quindi dal collegamento, l'avrete capito, i nostri amici sono collegati qui a pochi metri da noi nello studio 2 della Tenda TV qui a Vittorio Veneto. Allora Sara, parto subito da te. Eccomi. Allora, come sono andati oltre che gli ultimi giorni, ma soprattutto quali emozioni stai rivivendo in questi giorni, in queste ore, una volta rientrata a casa?
Allora, finalmente rientrati, ho anche avuto la possibilità di recuperare un pochino i momenti salienti della GMG, quelli che ho vissuto dal vivo, però che magari non avevo visto in tutta la loro interezza, tipo la messa, la Via Crucis. Ovviamente, viste le condizioni, visto il numero di partecipanti, non mi era stato possibile magari vedere tutto il palco oppure riuscire a seguire tutto anche grazie alla traduzione, ecco. Quindi sono riuscita a recuperare un pochino i discorsi del Papa, per esempio, e niente, oltre alla gran carica che mi sono portata dietro, proprio una carica di energia, di felicità, ci sono tanti spunti per meditare, tanti spunti da regalare agli altri. Si è parlato tanto di comunione con l'altro, di fraternità, e quindi ecco, questo è quello che mi porto dietro e che spero di riuscire a ridonare a qualcuno, perché come ci ha augurato il Papa, siamo tutti un dono per gli altri, ecco. Certamente, certamente. Io rigiro la palla a Don Lorenzo qui in studio perché insomma l'avventura dell'esperienza diocesana per chi è partito in corriera è cominciata nella serata, se non sbaglio, tra sabato 29 e domenica 30 luglio, giusto? Esatto, siamo partiti alle 11 più o meno di sera, alla volta della Francia. Siamo partiti appunto il 29 notte e poi siamo arrivati nel pomeriggio in un piccolo paese vicino a Tolosa, dove siamo stati ospitati da una comunità che è gemellata con il nostro paese qui di Vittorio Veneto. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, i primi giorni, appunto, come dicevi, è stato un vero e proprio pellegrinaggio, no? Quindi avete toccato più tappe. Quali le emozioni che avete vissuto in questi primi giorni? E poi ci ricolleghiamo con la sala grande. Sì, è stato un pellegrinaggio che non ha avuto delle tappe in santuari, ma è stato un pellegrinaggio che è stato caratterizzato dall'accoglienza, soprattutto dalla prima tappa, appunto in questo piccolo paese un po' alla periferia di Tolosa. È stato bello perché era una piccola comunità molto contenta di accogliere un gruppo di pellegrini, giovani pellegrini, appunto in viaggio verso la GMG. Quindi è stato molto bello per noi vivere l'accoglienza, l'essere accolti non soltanto dal punto di vista pratico, ma da gente che aveva anche il senso del pellegrinaggio che stavamo facendo. Quindi è stato molto bello sentire il calore e l'affetto di questo piccolo gruppetto di persone che si è dato da fare per farci stare bene nella loro piccola comunità. E poi la seconda tappa in Spagna, dove siamo stati accolti nella città di Palencia. Quindi le emozioni, ma è stata un'emozione appunto legata all'esperienza dell'accoglienza e quindi anche un po' di calore umano dentro il nostro pellegrinare. Ecco, so che qualcuno di quelli che appunto sono giù in salone nel nostro studio 2 è andato in corriera, giusto? Se non sbaglio. Quindi vi chiedo di passare il microfono a chi appunto reduce dal ritorno poche ore fa. Ecco. Perfetto, vedo Beatrice nel monitor. Allora, appunto, rimaniamo sui primi giorni, i primi incontri e i primi momenti anche in cui avete vissuto insieme. Com'è andata? Beh, allora sicuramente questa esperienza di pellegrinaggio con i giorni, diciamo, precedenti all'inizio vero e proprio della GMG è stato molto positivo, è stato un'occasione di crescita per tutti noi, di inizio di legami e di condivisione. La tappa in particolare a Pingiustaré è stata un'occasione proprio per cominciare a vivere l'esperienza della condivisione nel segno proprio dell'accoglienza, dell'ospitalità e nel segno anche della gratitudine di questa comunità francese che abbiamo visto tanto gioiosa nell'accoglierci e sicuramente insomma una ottima esperienza per tutti noi, per cominciare ad assaporare quelli che sono stati poi i veri e propri momenti di preghiera e di fede della GMG.
Perfetto, perfetto. Ricordiamo appunto che appunto voi facevate parte del gruppo della Corriera e quindi coloro i quali hanno fatto un percorso più lungo, diciamo così, e poi c'è stato un ricongiungimento anche con chi è arrivato in aereo. Ad esempio il nostro Samuele, che appunto è collegato, raccontaci un po' come sono stati i primi momenti, il viaggio in aereo, così prima poi di arrivare insieme agli altri a Lisbona. Allora, il viaggio in aereo è andato bene. Diciamo che ci sono stati un po' di imprevisti all'arrivo a Lisbona, nel senso che una ragazza appunto non ha avuto, diciamo, modo di ricongiungersi con il suo bagaglio in stiva, però nonostante appunto questo piccolo imprevisto poi siamo riusciti a raggiungere la cittadina nella quale poi alloggiavamo, Kassem, e lì praticamente siamo stati portati all'interno di una palestra, di un campo sportivo, nella quale poi abbiamo passato 4 notti. Diciamo che ovviamente un po' di spirito di adattamento era necessario per questa esperienza e devo dire che comunque al di là delle difficoltà, delle docce fredde, delle poche ore di sonno, è andato tutto veramente bene. E il ricongiungimento poi appunto con gli altri ragazzi dell'Aero 2 della Corriera è avvenuto nei giorni successivi, dato che anche loro alloggiavano in altre strutture sempre della cittadina di Kassem e dopo appunto sono stati poi svolti nei vari giorni dei momenti ecco, insieme in comunità, in comunione con anche altre diocesi di tutta Italia. Quindi comunque il ricongiungimento poi c'è stato nei giorni successivi e è stato veramente bello anche condividere un po' quelle che erano le sensazioni e le emozioni dei vari viaggi, sia dell'Aero 1 sia dell'Aero 2 e anche di coloro che sono appunto venuti in corriera, ecco. Ecco, molto bene, ti ho chiamato Samuele, mi pare prima, ma qua sono stanco anch'io come voi, anche se non ho fatto il viaggio in corriera, insomma, ecco. Ma abbiamo un Samuele, giusto, giù, se non sbaglio, eccolo qua, vero? Sì. Allora, a te chiedo, prima di arrivare proprio ai giorni clou, sempre nei giorni precedenti, come è andata? Avete iniziato a fare gruppo? Com'è stata l'esperienza? Un'esperienza nuova, immagino. Ci ha messo subito alla prova la situazione e anche un po' l'esperienza, ma è una prova che è un adattamento in realtà a una situazione di comunità, che è una situazione di comunità in cui siamo un po' obbligati, diciamo, a vivere la condivisione degli spazi, dei momenti. E già subito dopo la messa dell'inizio della settimana tornare nella nostra chiesa, nella nostra parrocchia di accoglienza e vedere la Corriera è stato molto bello, è stato come ritrovare un pezzetto di noi che si era sperduto tra Spagna e Francia, però è stato proprio pieno di emozioni quell'incontro, quella sera in generale e anche i momenti precedenti. Paragonandoli ad altre situazioni di comunità in cui si vive insieme qualche giorno, sono stati diversi perché appunto ci hanno spinto a diventare subito un po' una famiglia che deve vivere insieme, deve vivere bene, perché non c'era modo di lamentarsi o di dire io voglio una stanza singola o non voglio dormire accanto a Sara o a Gioele, però ci siamo adattati, ci siamo divertiti ed è stato subito un bel momento di gruppo. Ecco, direi che abbiamo dato un po' di assaggi di quello che è stato il preludio alla GMG. Ci sono stati tanti momenti di catechesi, li abbiamo anche raccontati con una cronaca molto puntuale da parte dei nostri inviati nel corso delle scorse puntate. Poi si giunge, diciamo, ai primi momenti, ai momenti iniziali con la Santa Messa di apertura, anche quella ve l'abbiamo raccontata praticamente in diretta, e poi ci sono stati i momenti ufficiali anche con Papa Francesco. Andiamo a ripercorrere la cerimonia di accoglienza del Papa, cioè il momento in cui Papa Francesco ha fatto il suo primo bagno di folla insieme ai giovani della GMG. Andiamo con questa breve clip a rivedere la cerimonia di accoglienza con Papa Francesco. Hoje é dia de sol, põe a roupa de festa.
mano sana, digámoslo junto a todos. No se oye acá, ¿eh? Gracias. Ecco, abbiamo visto queste immagini, questo bagno di folla su questa collina veramente gremita di giovani. Io, prima di riaprire il collegamento con i nostri giovani che sono venuti qui a portare la loro testimonianza, aprirei un altro collegamento telefonico. Non so se mi sente. Sì, certo. Ecco, qui abbiamo Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Corrado Pizziolo collegato con noi e Eccellenza, la stanno sentendo alcuni giovani che hanno preso parte alla GMG a Lisbona che lei ha incontrato in prima persona. Allora, com'è andata questa esperienza? Beh, intanto saluto te e saluto tutti i giovani che sono lì nella redazione. Beh, è stata un'esperienza per me breve perché sono partito con l'aeroplano venerdì mattina presto e sono arrivato lì in modo da partecipare agli eventi conclusivi, diciamo, in modo particolare la Via Crucis. Poi ho raggiunto i nostri giovani che erano in una parrocchia a una 20-25 chilometri da Lisbona e ho celebrato sabato mattina la Santa Messa con loro, li ho incontrati, poi la veglia e la messa conclusiva. Cosa dire? Per me è stato davvero ho avuto una bella impressione. Fra le giornate mondiali che ho partecipato, mi pare che questa fosse la più serena, la più riuscita, credo sia dall'aspetto organizzativo, la partecipazione della popolazione, della città, del Portogallo, ma anche dei giovani, un clima molto bello, sereno, proprio costruttivo. Questa è stata la mia impressione. Un bel clima, belli e intensi i momenti che si sono vissuti a partire dalla Via Crucis, poi la veglia, poi la Santa Messa con le parole di Papa Francesco. Lei appunto ha preso parte anche alla messa di domenica. Sì, certamente. Dei momenti che ho vissuto, questi 3 momenti in particolare che ho ricordato, quello che mi pareva più intenso e più indovinato è stato la Via Crucis, molto ispirata sia nei testi, che erano veramente belli, sia nella conduzione. Credo che abbiano impegnato parecchie energie e mi pare che siano riusciti. Vedevo e sentivo anche le persone che erano vicine a me, i vescovi, e poi vedevo anche i ragazzi attraverso le immagini, erano profondamente coinvolti e commossi, addirittura io stesso ho provato questo sentimento. Certo, anche gli altri eventi, la veglia, la messa, ecco, però quello in particolare. Nell'insieme di alto livello, di alto profilo anche spirituale e partecipativo. Quindi un plauso diciamo anche all'organizzazione della GMG in quel di Lisbona. Eccellenza, le chiedo in conclusione di così mandare un messaggio ai nostri giovani che sono appunto qui e la stanno seguendo con attenzione. Ma il messaggio è questo, parto un po' indietro, qualche decennio fa c'erano delle riserve su questi eventi che erano le giornate mondiali della gioventù, perché sembravano così delle grandi manifestazioni, ma un po' dei fuochi di paglia. Io personalmente non sono mai stato di questo avviso e tantomeno lo sono oggi. Io credo che partecipare a un evento come la Giornata Mondiale della Gioventù certo non risolve tutta la vicenda spirituale di una persona, e tuttavia è un momento forte di cui io credo le persone, specialmente i giovani, hanno decisamente bisogno. Parteciparvi, sono convinto, significa ricevere uno stimolo, un input molto importante dal punto di vista spirituale, sia per l'intensità dei momenti spirituali che si vivono, sia per l'incontro con il volto bello della Chiesa, il volto universale, il volto giovane, ed è importante sentire che non si è soli a credere.
ma ci sono anche tanti giovani ragazze che condividono questa esperienza e questo io credo sia molto importante. Poi certo rimane da coniugare questa esperienza con la vita quotidiana, magari più semplice, più banale, però questi momenti sono, io ritengo, come esperienze della trasfigurazione per gli apostoli, che li hanno aiutati poi a scendere e a vivere la vita quotidiana con le fatiche, le gioie e le croci che si incontrano. Ecco, grazie Eccellenza, noi la ringraziamo anche per questo collegamento, anche per l'intervista che ha rilasciato ai nostri inviati lì a Lisbona. Grazie a voi e buon lavoro e grazie di nuovo anche ai giovani che sono lì con te. Grazie Federico e tanti saluti. Grazie mille. Allora abbiamo avuto questa così sorpresa al Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, che ha voluto ringraziare e salutare i giovani appunto che sono qui con noi e idealmente rappresentano tutti i giovani che hanno preso parte alla giornata mondiale della gioventù. Il Vescovo faceva riferimento alla Via Crucis, io tra poco vorrò chiedere insomma a qualcuno lì come è stato vissuto questo momento così particolare, intenso, come appunto ci diceva Monsignor Pizziolo. Quindi andiamo a vedere le immagini della Via Crucis nel venerdì della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Jesús es el camino y vamos a caminar con Él, porque Él caminó. Cuando estuvo entre nosotros, Jesús caminó. Nadie tiene más amor que el que da la vida. Y esto lo enseñó Jesús. Y Jesús camina a la cruz, muere en la cruz para que nuestra alma pueda sonreír. Amén. E queste erano le belle immagini della Via Crucis, appunto del venerdì della Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Apriamo di nuovo il collegamento, vedo ora inquadrato il neo rettore del seminario di Vittorio Veneto, a cui facciamo i complimenti. Presente. Eccolo qua, Don Paolo Astolfo, anche tu Don Paolo eri a Lisbona, tu c'eri anche alla Via Crucis, cosa ti ricordi Certo. di questo momento del venerdì? Beh, come già ha detto il Vescovo Corrado, è stato davvero uno dei momenti più intensi. Personalmente l'ho vissuto così, come forse ancora un po' giovane, come prete, come rettore, come accompagnatore di questi giovani, ma anche al di là anche di giovani dell'Azione Cattolica che seguo nell'ordinarietà del cammino annuale. E, è stato molto intenso perché ci ha fatto andare all'essenziale della nostra fede, ci ha parlato dei nostri linguaggi dei giovani, di quello che vivono i giovani di oggi, la Via Crucis dei giovani di oggi, e riletta con delle immagini, con scenografie, immagini, musica, canti, colori che davvero ci hanno coinvolto tutti. Dalla postazione che ci eravamo guadagnati lungo un marciapiede seduti per terra con tutte le persone che passavano in mezzo, siamo riusciti a vedere da un maxi schermo tutta la Via Crucis
ed è stato bello quando nel momento della 10ª, 12ª stazione hanno innalzato la croce sull'alto, sulla parte più alta del palco. Qualcuno di noi si è accorto che da dove eravamo si poteva vedere, ed è stato bello vedere l'emozione di tutti nel vederla, nel guardarla, nel in qualche modo incrociare i propri occhi con gli occhi di Gesù. E questa immagine mi è ritornata poi nella sera della veglia, quando il Papa ha richiamato che guardare da una persona dall'alto in basso si fa solo quando si vuole rialzarla, salvarla. Ecco, penso che in quello sguardo incrociato con la croce, in quella sera, personalmente, come prete, come accompagnatore di giovani, ma penso anche, avendo sentito poi le condivisioni, anche i nostri giovani abbiano incontrato lo sguardo del Signore, e penso che davvero allora sia stata un'esperienza bella, un punto fermo per il cammino di ciascuno. Molto belle queste parole di Don Paolo. Ci avviamo velocemente al racconto dei 2 giorni così clou, diciamo, della Giornata Mondiale della Gioventù, e quindi sto parlando della veglia. Allora vorrei, facciamo girare un po' il microfono, oppure magari riapriamo anche il collegamento con Gioele. Anzi, Gioele, allora i tuoi primi ricordi, se ripensi alla lunga camminata verso questo campo di grazia, che altro non era che questo mega parco, l'estensione era veramente qualcosa di enorme, quindi la camminata del sabato pomeriggio verso 2 giornate intense. Allora, la camminata è stato un momento di grande fatica, se devo essere sincero, e anche perché non sapevamo bene quale e quando arrivare, ecco, a destinazione, quindi era un po' un camminare verso l'ignoto, non sapevamo quanta strada mancava, e ovviamente eravamo partiti nelle ore, diciamo, peggiori, infatti faceva molto caldo, però nonostante la fatica, comunque almeno personalmente è stato bello ritrovarsi in mezzo a tantissime altre persone che stavano andando tutte quante nella stessa direzione, stavano andando tutte quante appunto nel campo della grazia per appunto vivere i momenti conclusivi, ovvero quello della veglia, della Santa Messa, tutti insieme. Diciamo che nel momento in cui camminavi non ti rendevi effettivamente conto di quella che era poi l'effettiva estensione di questo grande campo che poi ha accolto tutti i giovani, ecco, della Giornata Mondiale della Gioventù, però poi una volta tornato a casa e rivedendo le immagini ho capito veramente che si trattava qualcosa di ancora più grande rispetto a quello che mi immaginavo, e la fatica è stata tanta, però comunque le soddisfazioni che poi sono seguite nei momenti conclusivi sono state indescrivibili. Ecco, apriamo quindi anche il collegamento con il nostro studio secondario. In merito a questo vedo uno dei ragazzi collegati, io non conosco tutti i vostri nomi, presentatevi anche. Allora, il ricordo di questo sabato pomeriggio bello strong. Ciao, sono Oscar e vengo dalla parrocchia di Codognè, e allora in merito al cammino che ha già detto Gioele, un cammino che abbiamo fatto, diciamo, insieme, perché io e Gioele facciamo parte, lui ha adottato quest'anno dalla parrocchia di Codognè. Siamo stati veramente, diciamo, anche baciati dalla fortuna, diciamo, ad arrivare, perché veramente, come ha detto bene Gioele, non si sapeva bene quanto mancava, il caldo, l'acqua, il cibo da trasportare, e il carico che ci portavamo dietro era veramente tanto. E se posso dire, io sono il ragazzo che ha fatto la diretta prima della veglia insieme a Don Luca, e l'unica cosa che mi sento di dire, un po' per sdrammatizzare, è che non so chi ci ha visto da casa, però non sembrava proprio il Portogallo visto qua dalla diretta, perché cioè, nel senso, si vedeva la strada, tutto polvere, solo neanche luce del sole, perché ormai il sole era andato via. Sembrava, ecco, vedete già le foto, sembrava veramente un accampamento in Kazakistan con le tende cosacche, dove, cioè, vedete, ci siamo dovuti arrangiare, insomma. Ma è stato bello anche così, perché se no, cioè, se non c'è sacrificio, se non c'è i momenti difficili, quelli belli non te li sai godere.
E quindi secondo me la cosa più bella è stata questa, oltre ovviamente ai momenti vari liturgici, quali la veglia, la messa domenica mattina. Ecco, E vi dirò que- che forse, dimmi. l'ultima cosa, forse io personalmente ho dormito meglio fuori che dentro la palestra a Kassem, perché non so, faceva più freddo dentro che fuori. Così, detto- Don Lorenzo, a questo proposito cosa ti senti di dire queste immagini che abbiamo visto di questo accampamento vero e proprio, com'è andata? Ma l'accampamento era impressionante, noi preti tra l'altro abbiamo fatto un viaggio, alcuni di noi un viaggio notturno per recuperare i paramenti sacri e si vedeva questa distesa enorme di giovani, quindi era impressionante, ma così appunto per la situazione che si creava, però io guardando questa distesa pensavo anche a quanta umanità c'era lì in mezzo, a quanti giovani cristiani che venivano davvero da qualsiasi parte del mondo e un po' anche il nostro gruppo li ha incrociati, erano lì appunto non solo per vivere un'avventura estrema, in un evento che forse non ha paragoni con altri eventi in quanto a quantità di persone radunate in uno stesso posto. Però Ricordiamo 1,5 che, milioni esatto, secondo le stime. però pensare che magari non tutti con le stesse precise motivazioni, ma erano lì per un incontro con una parola, una parola di speranza, che è quella del Vangelo, con l'incontro con Cristo, con l'incontro con il Papa, con l'incontro tra i giovani, comunque era un impatto emotivo, che almeno personalmente si è mischiato all'emotività e anche la preoccupazione di trovarsi su un posto così grande, con tanta gente, tanta folla, che poteva creare qualche preoccupazione. Quindi c'era anche, secondo me, un misto personalmente anche di emozioni, alcune sicuramente positive, altre magari legate alla preoccupazione della gestione della situazione, però era veramente un impatto emotivo molto molto forte. Allora, come abbiamo detto, c'è stato appunto questa camminata, poi il momento della veglia. Andiamo anche in questo caso a ripercorrere proprio con una sintesi di 1 minuto la veglia, le immagini, le parole del Papa. Diciamo che appunto forse a livello così di emozione, credo che, correggimi se sbaglio Don Lorenzo, ma il momento della veglia sia stato quello forse più forte, insomma, ecco, così dato tutto il momento. Andiamo a vedere le immagini della veglia e poi voglio sentire dai nostri amici la notte, appunto abbiamo già avuto qualche avvisaglia di qualcuno che ci ha detto, insomma, abbiamo dormito meglio all'aperto rispetto a quando dormivamo in palestra. Andiamo a vedere la sintesi della veglia con Papa Francesco. Queridos hermanos y hermanas, buenas noches. Gracias por haber viajado, por haber caminado. Gracias por estar aquí. La única oportunidad, el único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. En la vida nada es gratis. Todo se paga. Solo hay una cosa gratis: el amor de Jesús. Ecco qui allora le immagini della veglia. Abbiamo visto, abbiamo sentito, l'ho ripetuto più volte nel corso delle nostre dirette, che queste immagini parlano da sole, quindi non c'è bisogno di tante parole per descrivere questi momenti, queste immagini. Ci ricolleghiamo con il nostro studio 2 e io insomma voglio chiedere come avete vissuto questi momenti della veglia.
Allora, chi abbiamo qui? Innanzitutto mi presento, buonasera, sono Davide della parrocchia di Folline, ho 18 anni. Questa è stata la mia prima esperienza di GMG e come ha già accennato Don Lorenzo, sì è vero, un'esperienza a tratti anche estrema, come estrema tutt'altro è stata anche la notte, passata fuori sotto le stelle della capitale portoghese di Lisbona. Ecco, un'esperienza estrema nell'esperienza estrema, oserei dire, magari racconto una parte della mia piccola esperienza, giusto per farvi capire un attimo come si inquadrava la situazione. Certo. Durante la notte erano circa le 11 e desideravo andare in un bagno chimico e mi sono trovato immerso in questa folla di argentini e gente del Sud America che ballavano a cortei, pregavano ad alta voce con canti, danze, strumenti, ed è questa stata un'esperienza che mi ha colpito proprio nel modo in cui la GMG si ritrova a condividere lo stesso campo, a condividere la stessa esperienza, a condividere anche le stesse motivazioni di fede per vivere un qualcosa che fa sperare in una fede che esiste ancora, che infiamma le vie di una città e che infiamma anche una parte dei nostri cuori. Devo dire che in quella notte una fiamma è stata accesa anche nel mio cuore, nel essere coinvolto in quella danza e poi in quel susseguirsi di rumori e di festa che c'erano tra le vie dei vari settori del campo della veglia. È stata una notte che poi ci ha condotti alla mattina successiva, in cui dopo appena 4 ore di silenzio, quando si sono spenti i maxi schermi e le casse di tutto l'impianto, un certo sacerdote, un padre Ci arriviamo, fermo, perché dopo no, lì... non faccio spoiler, comunque Esatto. diciamo è stato un risveglio molto brusco ma gioioso, giovane, la giornata mondiale della gioventù. Dopo ci arriviamo. Chiedo sempre lì, abbiamo qualcun altro che vuole darci qualche input di come è andata la veglia, di come ha vissuto la veglia? Tra l'altro appunto abbiamo anche dei seminaristi perché erano presenti al gran completo. Allora, come è andata la veglia? Quali emozioni hai provato? Sì, buonasera, io sono Tommaso, ho 23 anni, sono appunto un seminarista e la veglia è stato un momento intenso. E dico un aspetto che in particolare mi aveva colpito ed è stato il silenzio durante il momento di adorazione, un silenzio in cui tutti si sono messi in ginocchio e in cui ho fatto anche un po' sintesi, no? delle esperienze dei giorni precedenti. Infatti una cosa che mi ha sempre colpito, io avendo fatto anche la GMG del 2016, è stata quella di vedere in giro per le strade di Lisbona tantissimi giovani e vedere un sacco di bandiere, e questa cosa qui mi ha fatto percepire veramente come sì, c'è una chiesa particolare, un po' quella la nostra parrocchia, ma anche quella diocesana, ma che comunque fa tutto parte di una chiesa universale, e in quel momento proprio di adorazione questo l'ho percepito in modo molto forte, e vedendo anche tutti i giovani pregare e mettersi in ginocchio è stato veramente un momento intenso e veramente sì, bello proprio da vedere, anche se appunto era solo silenzio, anche un momento da ascoltare, perché riempiva il cuore della presenza di qualcun altro, cioè del Signore, che davvero ha reso tutto più bello, tutto più intenso, e dà anche, come dire, l'entusiasmo, la gioia poi per anche adesso questo tempo di quotidianità, per rimettersi in cammino e per andare in fretta, no? Come ha fatto anche Maria. Ecco, bello questo riferimento alla dicotomia tra i momenti di grande gioia e i momenti, quindi di così anche chiasso, ecco, e i momenti di silenzio. Questa cosa l'avete vissuta anche alla festa degli italiani, se non sbaglio, vero Don Lorenzo? Quindi prima un momento di grande così spensieratezza, musica, eccetera, eccetera, tanti cantanti, eccetera, e poi un momento di preghiera col silenzio. Quindi questa ambivalenza, questa doppia chiave di lettura anche, ad esempio, nel corso della veglia. Sì, esatto, sia la veglia, ma soprattutto la festa degli italiani è stata caratterizzata in maniera molto marcata da questi due momenti. Il momento di festa, che era alternato tra musica e testimonianze belle. Qualcuno magari ha fatto un po' fatica
a mettere insieme il momento appunto di grande festa con le testimonianze più serie, e è stato molto bello vedere come sono riusciti a fare entrare tutti i partecipanti in un clima di preghiera, passando appunto dalla festa, al saltare, al ballare, al momento di silenzio. Si è creato davvero un momento di, come diceva anche Tommaso, di silenzio, di ascolto alla festa degli italiani, per un breve momento di preghiera, però molto intenso. Forse è il momento della festa degli italiani, ascoltando anche alcuni giovani, oltre che personalmente, che più è rimasto nel cuore. Cioè nella festa, il momento di preghiera era forse il momento davvero più intenso, più bello, significativo, e quindi è stato molto, molto bello. Ecco, abbiamo visto, appunto perché ne abbiamo parlato in questo momento, alcune immagini che facevano riferimento alla festa degli italiani, ma torniamo alla nottata, insomma, ecco. I nostri amici prima ci dicevano che appunto c'era questo accampamento, diciamo così, ecco, qualche dubbio sul fatto che foste realmente a Lisbona c'era, giusto? Ma prima di appunto aprire di nuovo il collegamento, c'è stata questa nottata, abbiamo anche delle foto che riguardano così un po' l'alba, i momenti, insomma, ecco qua, però poi c'è stato questo risveglio, un risveglio un po' particolare. Andiamo proprio a vedere un paio di immagini, a sentire qualche nota. Voi starete immaginando Giornata Mondiale della Gioventù, insomma, clima così di preghiera, silenzio e meditazione, chissà con quale così musica si sono svegliati i partecipanti a Lisbona. Ecco qui, allora direi che io riapro subito il collegamento con i giovani. E allora, com'è stato il risveglio la mattina? Buonasera, mi chiamo Emanuele, della parrocchia di Vittorio Veneto della Cattedrale. Sì, il risveglio alla mattina è stato abbastanza surreale. Io mi sono alzato un po' prima, sono abbastanza mattiniero, quindi mi sono alzato un po' prima della musica, quindi avevo fatto 2 passi, mi guardavo intorno e proprio ho vissuto il momento in cui è iniziata la musica. Quindi era un po' strano perché c'era gente sveglia che ha iniziato a ballare tutti carichi, e c'era gente un po' che si svegliava e manco capiva dov'era, quindi è stato... Con qualche dubbio. Sì, no, esatto. A me personalmente è anche... sul momento ero un po' così, era un po' strano, però ho apprezzato anche questa scelta perché forse ci mostra come la Chiesa sempre di più sta diventando un posto dove tutti possono trovare il loro spazio per esprimersi al meglio. Chiaramente anche quello è stato il momento più caratteristico, ma abbiamo avuto tutto il pomeriggio precedente un alternarsi di vari gruppi, e si andava veramente dal pop al rock a stili più quasi jazzistici, quindi veramente la musica come festa, la musica per esprimere anche la preghiera. Questo l'ho vissuto molto, ecco, a Lisbona. Ecco, bello questo aspetto. Gioele, chiedo anche a te, il risveglio com'è stato? Allora, ciao Federico, il risveglio è stato traumatico dal mio punto di vista, nel senso che era l'ultima cosa che mi aspettavo, questa musica, nel senso pensavo a un risveglio un po' più tranquillo, con canti liturgici o cose di questo genere, e invece è stato un po' più impegnativo. Però allo stesso tempo è stato bello perché poi guardandomi intorno ho visto veramente persone che stavano vivendo questo momento nei modi più differenti. C'era chi ballava, chi era ancora sonnato, chi dormiva proprio in questo momento qui di risveglio,
e alla fine mi sono un po' lasciato coinvolgere anche io da quello che era il clima di musica e di festa e diciamo che è stato un risveglio alternativo ma comunque molto piacevole, ecco. Ecco, non abbiamo le immagini purtroppo del tuo coinvolgimento nella festa, purtroppo, vabbè, pazienza, pazienza. Allora, riapriamo sempre il collegamento con lo Studio 2 ancora qualche flash su questo risveglio che per alcuni è stato un po' traumatico e poi com'è andata? Beh, mi presento, buonasera a tutti, sono Cristian, ho 23 anni, vengo da Zoppè dopodiché dopo questo momento abbastanza inusuale, esatto, ci siamo preparati anche a livello spirituale per vivere la messa con il Papa, anzi a dire il vero avevamo visto arrivare il Papa che sta iniziando a fare il giro con la Papa mobile. Allora alcuni di noi hanno cercato di andare un po' verso la parte davanti dove c'erano le transenne, perché abbiamo detto dai, chissà che facciamo ora a vederlo dal vicino, ma purtroppo la nostra parte non è giunto. Non è stata toccata? No, assolutamente no. Però insomma abbiamo vissuto lo stesso, questo momento di gioia, ecco. Ecco, allora adesso andiamo a vedere la sintesi, perché qui i minuti corrono, andiamo a vedere la sintesi della messa, sempre alcune immagini della messa della domenica mattina e poi vogliamo sentire le ragazze che non hanno ancora parlato, quindi attenzione. Allora andiamo a vedere la sintesi della messa della domenica. Queste erano le immagini della messa appunto della domenica mattina, momento conclusivo della giornata mondiale della gioventù. Ci ricolleghiamo sempre con il nostro Studio 2, allora non so chi abbia il microfono. Voglio una ragazza. Ah, eccola lì, la vedo, ecco, perfetto. Allora, anche la domenica, quindi dopo il momento di risveglio, questo risveglio un po' inusuale, come abbiamo detto, c'è stato un altro momento importante, la messa, le parole del Papa e poi anche l'annuncio della prossima giornata mondiale della gioventù a Seul. Allora, quali emozioni avete provato anche in quell'occasione durante la messa? Immagino che ci fosse già un po' di stanchezza, oppure no? Sì, esatto, è giusto come hai detto tu. Intanto mi presento, io sono Benedetta e sono della parrocchia di Vittorio Veneto, della cattedrale. Allora, dopo tanta attesa comunque sotto il sole abbiamo appunto vissuto il momento della veglia, ma soprattutto dopo il momento del risveglio c'è stata la messa e mi sono sempre piaciute le parole del Papa perché sono sempre state di incoraggiamento ai giovani e è stato proprio un momento solenne.
anche poi l'annuncio della prossima GMG. E poi posso anche dire che credo che non sia usuale partecipare a una messa con 1,5 milioni di persone, o sbaglio? Esatto, no, infatti è stato veramente, proprio per questo è stato emozionante, perché non mi sono sentita sola, che di solito vado domenica mattina a messa e solitamente siamo in 2 o 3 giovani, invece mi sono ritrovata affiancata proprio da un sacco di persone provenienti da tutto il mondo e è stato veramente un'emozione unica che penso poche volte nella vita si può trascorrere. Eh sì, credo che ve lo ricorderete per un bel po' di tempo. Allora, qui i minuti corrono, vorrei tornare un attimo da Sara e da Gioele. Vi chiedo una cosa prima di fare un giro finale. Allora, Sara, Gioele, voi avete anche avuto il compito, insomma, di raccontare a noi qui invidiosi, insomma, quello che stavate vivendo lì a Lisbona. Allora, partiamo da Sara. Com'è stato questo ruolo così un po' insolito? Particolare, nel senso che non me lo aspettavo prima della GMG e è stata una cosa un po' inaspettata, ma all'inizio ero sì, tanto siamo in 2, c'è Gioele, parla lui, io gli tengo la videocamera, il microfono, scherziamo Gioele, però no, è stato bello anche perché con l'idea di dover poi raccontare la GMG ad altri mi sono concentrata molto di più in alcuni momenti, quando magari la stanchezza era un po' più forte oppure c'era un po' più voglia di staccare un attimo durante la settimana, e invece mi sono riuscita a concentrare, a recuperare magari le parole che avevo sentito durante uno dei momenti, durante la Via Crucis, durante una delle stazioni, ecco, per poi raccontarle agli altri. Non nascondo che non è stato semplice, soprattutto in alcuni momenti, tipo la prima diretta è stata, Federico lo sa che si è collegato con noi prima per fare le prove, Rocambolesca. sì, era in mezzo alla collina dell'incontro, luogo della messa appunto con tutti quanti, e è stato bello però anche vedere le persone intorno a noi che non ci conoscevano perché eravamo staccati dal gruppo, collaborare un pochino per garantirci uno spazio per appunto parlare. E poi l'ultimo giorno appunto alla veglia, attendendo la diretta che avremmo fatto con voi tutti, con Gioele abbiamo improvvisato un pochino alcune interviste con giovani ragazzi anche non italiani, parlando un po' in inglese, interviste che ovviamente non si è riusciti a registrare bene, però è stato bello vedere che tutti si mettevano volentieri in gioco, ecco, quindi è stato bello anche da questo punto di vista. Ecco, molto bene, molto bene. Gioele, anche per te la stessa domanda, com'è stato raccontarlo qui ai diocesani? Allora, diciamo che prima di partire per questa esperienza, quando mi è stato affidato questo compito, ero un po' titubante per il semplice fatto che credevo che non mi sarei potuto vivere appieno i momenti della GMG. Fortunatamente così non è stato e alla fine sono riuscito, diciamo, a condividere anche con le persone da casa quelle che erano appunto le sensazioni, le emozioni e quello che noi stavamo vivendo in quel momento. Mi rendo conto che non è sempre semplice perché io credo che sia un'esperienza da vivere per comprendere fino in fondo, però comunque diciamo che avendo una compagna come Sara che mi ha dato una mano e mi ha sostenuto appunto in tutta questa settimana, anche durante i collegamenti, è stato tutto molto più semplice. Ci sono stati appunto dei bei momenti, anche appunto delle avventure, come diceva la Sara, la prima diretta forse non tutti sanno che l'abbiamo fatta da distesi, però questo è diciamo un piccolo fuori onda. Salutiamo anche Don Paolo Salatin, che non è qui con noi in questo momento perché è già partito per altre avventure, che con voi ha condiviso questa diretta disteso per terra con un'inquadratura un po' così per cercare di evitare il controluce, ecco, ma poi siamo andati migliorando comunque, ecco. Assolutamente sì, dopo fortunatamente ci siamo attrezzati, abbiamo un po' capito ecco, come organizzarci meglio e appunto come diceva la Sara, l'ultima diretta praticamente in appunto un clima di festa mi sono un attimo dilettato nell'intervistare appunto per finta persone da ogni parte del mondo chiedendo un po' quelle che fossero ecco, le aspettative e le impressioni che hanno avuto
fino a quel momento lì e tutti quanti appunto erano entusiasti e caratterizzati da un unico sentimento, ovvero quello della gioia e della felicità di essere lì tutti insieme, di condividere, ecco, un momento comunitario, tutti riuniti appunto nel nome della fede. Ecco, io vi ringrazio, lo faccio in questo momento, insomma, pubblicamente per il servizio che avete svolto, insomma, non solo perché ha ricevuto grossi apprezzamenti da parte del pubblico che numeroso vi ha seguito, ma proprio abbiamo creato questo ponte ideale tra Vittorio Veneto e Lisbona e appunto c'erano tanti commenti alle dirette, eccetera, eccetera, quindi questo, e perdonatemi se vi ho stressato più del dovuto, ovviamente per le richieste, quelle dell'ultimo minuto. Ecco. Detto questo, siamo quasi in chiusura, ma io vorrei fare un giro di tutti quanti, ma prima di fare il giro riapro il collegamento sempre qui in studio con Don Lorenzo Barbieri. Allora, Don Lorenzo, ormai siamo quasi ai titoli di coda. Immagino che anche dal punto di vista organizzativo sia stata una bella sfida, un qualcosa di provante sotto tutti i punti di vista, però insomma adesso che siete tornati proprio poche ore fa, qual è il bilancio che ti senti di fare? Il mio bilancio parte da un'esperienza breve di condivisione che abbiamo fatto l'ultima sera assieme, che mi ha dato un po' la temperatura di ciò che il gruppo ha vissuto. È stato bello perché in questo momento serale, prima di andare a cena, una mezz'oretta, abbiamo lanciato appunto questa condivisione. È stato molto bello e emozionante per me sentire come i giovani del nostro gruppo avevano colto tutti un'esperienza di fede, un'esperienza, una parola di fede, un'esperienza particolare. E mi ha colpito perché non era facile seguire ad esempio le parole del Papa tradotte nella radiolina che non si sentiva, e il fatto che si siano sforzati a cogliere una parola per loro, un aspetto per loro, vuol dire che il messaggio è arrivato e in maniera diversa il fatto che qualcosa si sia depositato nella loro vita mi ha colpito. Quindi il bilancio è molto positivo, non solo perché c'è stato un messaggio di fede evangelico che è arrivato ai ragazzi, ma anche perché l'esperienza mondiale, ma anche l'esperienza stessa di gruppo della nostra diocesi, anche dai diversi riscontri avuti, è stata molto molto bella. I ragazzi si sono integrati, si sono conosciuti, hanno fatto anche corpo, e questo penso sia un valore aggiunto anche per la nostra diocesi, per il cammino dei giovani, che può portare frutto, un po' come ricordava il Vescovo nella chiamata, che diceva che non è semplicemente un fuoco di paglia, ma può essere, non è la soluzione, però è un bel punto di partenza, una bella possibilità e occasione. Ecco, belle queste parole, Don Lorenzo. Intanto stiamo vedendo sempre un po' di immagini, un po' di volti raccolti con i cellulari nel corso appunto di uno dei tanti momenti della GMG. Allora, apriamo, devo dire per l'ultima volta, il collegamento con il nostro studio. Vedo anche Don Farel, lo saluto. Allora, io adesso chiederei di far proprio una carrellata, vi passate il microfono l'un l'altro. La domanda è semplice. Non so se è semplice, adesso lo vedremo. Che cosa vi portate a casa? Quali emozioni vi portate a casa da questa GMG, da questi momenti vissuti a pochi metri dal Papa, in condivisione con 1,5 milioni di persone? Insomma, quali emozioni vi portate a casa? Buonasera, io porto a casa le bellissime emozioni che ho potuto vivere con le persone che ho potuto appunto vivere questa esperienza insieme, e anche la condivisione con le persone da tutto il mondo unite a questa fede. Don Farel. Grazie, sono Don Farel, come avete sentito. Allora, io vorrei dire due cose, che una cosa è una parola, una cifra, 3 sono stati persone che siamo partiti dalla cattedrale, io con 2 ragazzi della parrocchia, e 3 sono stati anche i momenti che hanno veramente toccato il mio
il mio pellegrinaggio, il mio momento delle giornate mondiali della gioventù, che sono il venerdì, la Via Crucis, dove secondo me il Papa ha consegnato anche a tutti i giovani quello che sono i punti salienti del suo pontificato, come per dire ai giovani: voi anche fatevi carico di quello che voglio trasmettere durante tutto il mio pontificato, il tema della fraternità, dell'ecologia, della pace, tutti quei temi molto cari al Papa, al nostro Papa. 3 sono stati anche, secondo me, il trittico che il Papa ha usato durante la sua omelia, i 3 verbi, splendere, non temere e ascoltare. E questo lo porto anch'io a casa, nella mia pastorale, nella mia missione, nella mia vita sacerdotale. La seconda cosa posso dire che ho avuto i nuovi occhi. Questo lo traggo da un pensiero di uno scrittore francese, Marcel Proust, che diceva che il viaggio della scoperta non è fatta soltanto di vedere nuovi paesaggi, ma di avere gli occhi nuovi. Secondo me questo viaggio, questo pellegrinaggio è stato un viaggio dove tutti noi non abbiamo visto soltanto i colori delle danze, i colori delle persone, i colori delle emozioni, dei sentimenti, ma abbiamo avuto anche gli occhi nuovi, vedere altrimenti la vita, la nostra fede. E sono stato un po' toccato da tanti giovani che dicevano nel nostro gruppo: sono contento di vedere che non sono solo io a credere e a camminare. Quindi siamo tanti giovani a camminare. E questa è una bellissima cosa per la nostra gioventù, per la nostra Chiesa, per il nostro mondo. Vedere questi giovani avere gli occhi nuovi sulla vita, credere di più e avere speranza, ascoltare quella parola che trasforma la vita di ogni persona. Ecco, e questo lo porto con me. Grazie mille Don Farel, passiamo il microfono a fianco. Ecco qui, allora che cosa ti porti a casa? Ma io mi porto a casa 2 cose principalmente. La prima è l'entusiasmo di cui ho parlato anche prima, l'entusiasmo anche che adesso cercherò di mettere a frutto nel mio servizio, nella mia parrocchia dove svolgo il mio servizio, cioè a Motta di Livenza, ma anche nella mia vita quotidiana, nelle relazioni, ecco, della quotidianità. E l'altra cosa che mi porto a casa sono delle domande, domande che ecco, magari che mi hanno suscitato, ecco, anche gli interventi del Papa, che a volte sono state anche un po' scomode, ma penso che mi facciano bene appunto per continuare poi adesso il mio cammino e far sì che anche la GMG abbia sempre qualcosa da dirmi, ecco, adesso che sono tornato a casa. Perfetto, perfetto, andiamo avanti veloci, vai. Ok, io mi porto a casa invece un sentimento di pace dovuto a tutte le persone che eravamo e che la condivisione che abbiamo vissuto insieme in modo pacifico. Ecco, così appunto questo messaggio di pace è stato richiamato più e più volte anche da Papa Francesco. Passiamo ancora il microfono in questa rapida carrellata, ecco qui. Io mi porto a casa la meraviglia di una Chiesa che non dà prove di potenza, ma piuttosto dell'opportunità ai ragazzi di mostrare la propria potenza nel presente di oggi e nei valori a cui siamo chiamati a vivere nella vita. Molto bene, Don Paolo. Vado in estrema sintesi, io mi porto a casa la gioia di essere prete e di essere prete a servizio anche di questi giovani che c'erano, i giovani del seminario, di tutti i giovani che accompagno. L'immagine che mi è nel cuore è durante la veglia, nel silenzio dell'adorazione, mi è nata subito la preghiera non per me ma per gli altri, per questi per le loro vocazioni. Il mattino il Vescovo aveva detto a ciascuno di loro: Gesù ha bisogno di te per rendere credibile ancora oggi il Vangelo. Allora penso che questo sia una cosa che porto nel cuore e che continuo a fare con gioia anche nel mio ministero. Grazie Don Paolo, passiamo il microfono sotto, ecco qui.
Io mi porto a casa, tutti gli insiemi delle emozioni che ho provato in questi 3 giorni. Sono talmente tante che quindi mi porto a casa un bel carico, diciamo, di emozioni. Ecco, perfetto, perfetto. Io mi porto a casa principalmente 2 cose. Una è un sentimento di fraternità col prossimo, con la persona che mi trovavo davanti, che fosse americano, portoghese, uruguaiano, questo sentimento di unione che c'è tra tutti i giovani nel mondo, e ho capito meglio cosa vuol dire essere tutti figli di Dio. Siamo tutti fratelli in qualche modo. E il secondo sentimento che mi porto è il coraggio, e il Papa ci ha esortati ad alzare, non piangere, anche lo dice l'inno, non piangere, alzarsi e andare alla ricerca della fede, alla ricerca di Gesù. Quindi un nuovo coraggio e una nuova forza nella mia vita, e l'ho sentita molto dopo Lisbona. Molto bene, passiamo il microfono a Sara. Io porto a casa una frase del Papa presa dal Vangelo della domenica della Trasfigurazione, che però è diventata un pochino uno slogan di questa GMG, ovvero "no tenga miedo", non avere paura. È facile intuire perché non avere paura, però non avere paura di essere cristiano. La famiglia è enorme, lì eravamo 1,5 milioni, ma la famiglia è ancora più grande. Non avere paura di andare incontro all'altro, non avere paura di alzarti e andare in fretta verso Gesù. Quindi ecco, non avere paura. Non avere paura, perfetto, andiamo ancora avanti. Io porto a casa tantissimi sorrisi, perché laddove il limite linguistico non arrivava, arrivavano i sorrisi, arrivavano gli sguardi delle persone che erano accanto a noi, ma anche se non parlavano una lingua diversa dalla nostra, anche tra noi gruppo, a volte un sorriso parlava più di molte altre parole nei momenti un po' di difficoltà, nei momenti di spostamento, nei momenti di condivisione. E questi sorrisi che noi vediamo scorrere un po' tra le foto significavano molto di più lì, e significano molto di più nella vita reale, quelli che vedo qua nello studio, piuttosto che quelli che sono in foto in 2D. Però sì, questo è quello che volevo portarmi a casa e che sono riuscito a portare. Molto bene, passiamo ancora il microfono, le emozioni di questa GMG in pillole. Mi porto a casa sicuramente l'energia che le persone hanno emanato in questa GMG, e soprattutto il gruppo che abbiamo fatto all'interno della nostra diocesi, veramente fantastico, che non dimenticherò mai. Molto bene, dulcis in fundo Beatrice, eccola qua. E io mi porto a casa i 3 verbi di Papa Francesco della sua omelia nella messa finale: brillare, ascoltare e non temere, che spero scandiranno anche la vita delle nostre comunità, adesso che siamo tornati a casa da questa GMG, con la forza e l'entusiasmo della fede che abbiamo respirato in questi giorni, proprio nel segno della Chiesa universale, e nel segno anche che la gioia è missionaria, come ci ha ripetuto Papa Francesco. Ecco, molto bene, tra l'altro ringrazio Beatrice per tutti i selfie che ho rubacchiato qua e là, quindi mea culpa, Grazie a te. li ho fregati io e dal vostro gruppo WhatsApp, sappiatelo. Grazie. Pensavate voi di metterli lì, invece io li rubacchiavo e li mandavo in giro. Ecco. Chiudiamo con Gioele questo giro così di emozioni. Gioele. Anche io come Beatrice mi porto a casa le 3 parole del Papa: ascoltare, brillare, non temere, perché sono 3 verbi molto semplici, però della quale i giovani e la società di oggi si è probabilmente dimenticate, quindi cerco di portare appunto nella mia comunità la testimonianza che alla fine basta poco, ecco, per essere felici e per mandare un bel messaggio a tutti, ecco. Molto bene, grazie anche a Gioele. Io ti ringrazio, ti saluto appunto per tutto il lavoro che avete svolto.
Stiamo per appunto concludere, io direi che è giusto dare l'ultima parola a Don Lorenzo Barbieri, il capo banda, capo ciurma, chiamatelo come volete, l'avete visto in questo scatto epico che anche prima abbiamo riproposto, che lui appunto ci odierà per questo, un pochino. Don Lorenzo, lo ricordo, responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Vittorio Veneto, sta calando il sipario su questa avventura, ma l'auspicio è quello che il sipario invece non cali, giusto? Esatto. Sì, l'auspicio è che, come già abbiamo ricordato più volte, lo ripeto, questa possa essere un contributo per uno slancio nel cammino dei nostri giovani. Io non aggiungerei tante altre parole, sono state dette molte parole molto belle già dai nostri giovani, e aggiungo un ringraziamento per tutti coloro che hanno dato una mano a preparare l'equipe preparativa, i giovani stessi che si sono messi in gioco in maniera veramente bella, e questo è il ringraziamento a loro, e il ringraziamento al Signore che ha permesso di poter vivere questo come evento significativo. E un ringraziamento in particolare voglio farlo anche scusate, personale, agli autisti della nostra corriera che eroicamente si hanno portato a casa, ripeto, con qualche avventura rocambolesca anche lì, che fa sempre parte un po' dell'avventura. Mi pare insomma che abbiate avuto così rapporti ravvicinati con le forze dell'ordine di più paesi. Anche quelle. Ecco, molto bene, fa parte dell'avventura e ve lo ricorderete sicuramente, giusto? Esatto. Grazie Don Lorenzo per essere stato qui con noi, per aver voluto anche... Grazie a te Federico, grazie anche a Gioele e a Sara che hanno dato un contributo bello a questo servizio che avete fatto per la diocesi. Io farei chiudere a Sara, diciamo così, da lì. Allora, Sara, è veramente l'ultimo collegamento questo, eh? Davvero? No, scherzo, è stato molto divertente anche farli, perché lo facevamo in famiglia, lo facevamo con gente dietro che passava, sventolava bandiere, faceva apparizioni strane dietro la videocamera, quindi è stato bello anche farlo. Ringrazio quindi Gioele e ringrazio Don Paolo Salatin che hanno formato questo gruppetto, ecco, con cui abbiamo collaborato, e ringrazio te che ci hai guidato da lontano in queste pericolose dirette. Insomma, non è facile andare in diretta, comunque, diciamolo anche per insomma, no, ecco. chi ci segue, ecco. Oltre a Don Paolo Salatin volevo anche ringraziare tutti i sacerdoti che ci hanno accompagnato, perché è stata una presenza veramente preziosa e ci hanno guidato soprattutto nel giorno delle confessioni, proprio come gruppo, però anche gli altri giorni giravano con i ragazzi, ci hanno accompagnato, scambiato una parola, scambiato uno sguardo, come diceva Samuele, un sorriso. Ecco, questo è stato veramente tanto e ha contribuito tantissimo a creare questo gruppo bello di cui si parlava all'inizio. Anche momenti di convivialità vissuti insieme hanno sicuramente impreziosito tutta l'esperienza. Ecco, quindi un grazie collettivo a tutto il gruppo e al gruppo dei sacerdoti che ci ha accompagnato. Ecco, allora direi che potete proprio salutarci anche in maniera, ecco qua, questo è il saluto dei giovani appunto che hanno preso parte alla GMG. Vado a chiudere appunto il collegamento con lo Studio 2, quindi grazie a tutti voi, fatevi un applauso perché siete stati veramente bravi, anche appunto per aver partecipato a questa trasmissione, averci regalato le vostre emozioni. Andiamo quindi a chiudere definitivamente il nostro collegamento. Un grazie va appunto anche ovviamente a tutti voi che ci avete seguito, siete stati tantissimi e per questo vi ringraziamo. Grazie a tutti coloro i quali ci hanno mandato i messaggi, ci hanno esortato a continuare su questa strada, e noi lo faremo, insomma, anche perché queste sono le belle iniziative che ci piace raccontare, perché appunto l'abbiamo detto, non mi stancherò mai di appunto ripeterlo, le immagini, questo 1,5 milioni di persone, di giovani così riuniti anche in preghiera, sono un qualcosa che si commenta da sé, e quindi non stentiamo a credere che appunto i partecipanti
partecipanti alla GMG non dimenticheranno questi momenti vissuti a Lisbona. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento con la Tenda TV. De todo o mundo para este lugar, partimos, voamos, chegamos aqui. Com Maria, essa é a nossa missão. Queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai. Chamados a ser, com Cristo Jesus, queremos dar, queremos estar dispostos ao sim, fazer como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços, à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, Não mais deixaremos